Bande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora avanza a piccoli passi in realtà, per quanto lui li senta molto grandi, il Napoleone inverosimile, il Bonaparte tascabile, insomma Emmanuel Macron, non Micron fate voi, sempre più preso dal proprio inverosimile appunto sfoggio bellicista, dal proprio inverosimile porsi come leader politico militare di un continente, quando ormai non è nemmeno un leader politico nella concreta vita quotidiana di casa sua, essendo il suo gradimento suo e delle sue operazioni diciamo di laboratorio per mettere insieme i governi di minoranza, tutto ciò ormai è inviso alla maggioranza dei francesi, ma lui è lanciatissimo sul piano internazionale, appunto come inverosimile contraltare militare rispetto alla Russia, alla guerra in Europa, per cui avanza anche a colpi di linguaggio, di neolingua nel suo caso, perché si rende conto che deve mascherare un minimo la situazione, perché dichiarare proprio il suo intento imperiale bellico sul continente sarebbe percepito da chiunque dotato di un neurone come eccessivo. E allora dopo i volonterosi, che non si sa bene cos'erano, probabilmente gli ansiosi di combattere una guerra inverosimile, insostenibile, che non è più nei fatti peraltro, perché c'è una trattativa in questo momento tra potenze vere, una democratica e una dittatoriale ovviamente, e dopo i volonterosi arrivano le forze di rassicurazione, cioè l'esito del summit mega strategico a Parigi, da cui giustamente dai cui eccessi, dalle cui intemperanze la premier Meloni si è tenuta ben lontana, ben salda nel legame transatlantico. La conclusione invece dei più propositivi, diciamo, a volte dannosamente propositivi come Micron, sono le forze di rassicurazione europee, diciamo, franco-inglesi e chi ci sta, da schierare in Ucraina. Cosa sarebbero queste forze di rassicurazione? Capite che non può dire guerra, ovviamente, non può dire neanche interposizione, perché non sarebbero credibili neanche come interposizione. Si inventa queste forze di rassicurazione, per cui al momento si sa solo che avranno base in alcuni luoghi strategici dell'Ucraina in caso di accordo raggiunto per il mantenimento dell'accordo medesimo. Tali forze avranno un carattere di dissuasione nei confronti di una potenziale aggressione russa, ma non saranno destinate ad essere forze di mantenimento della pace, non saranno forze presenti sulla linea di contatto né destinate a sostituirsi all'esercito ucraino. Ma allora cosa diavolo saranno? Ma dissuasione de che, se non saranno destinate né al mantenimento della pace né a presidiare la prima linea di contatto? Sono, come dire, soldatini che sposta Macron nel suo ufficio mettendosi in testa il cappello da Napoleone, ma non hanno una corrispondenza nella realtà, il che è così perché non ha corrispondenza nella realtà nessuna velleità di dissuasione o tantomeno di deterrenza francese, europea tout court, nei confronti della Russia. E allora, se vogliamo prendere sul serio il suo linguaggio e le sue parole, uscire dalla sua neolingua di un bellicista ma non posso, diciamo, qual è l'unica vera grande rassicurazione che personalmente io mi sento di avere? È quella cosa che si chiama ombrello americano. L'unica vera rassicurazione è l'America, l'unica vera rassicurazione è la NATO, l'unica vera rassicurazione sono le oltre 5.000 testate nucleari americane
unico arsenale in grado di pareggiare quello russo e anche di sopravanzarlo in tecnologia, no? Seppur non in quantità, l'unica grande rassicurazione è la superiorità di intelligence e tecnologica americana, l'unica grande rassicurazione del mondo libero è la capacità di proiezione globale americana su più scenari di crisi, non pareggiata da nessuno, né la Cina né tantomeno dalla Russia. L'unica vera rassicurazione che sente di avere chiunque vuole rimanere in un mondo libero, in un'Europa libera, ma rimanerci credibilmente, non minacciando a caso qualcuno che non può minacciare, ecco, l'unica vera rassicurazione si chiama America. E sì, in questo momento l'unica rassicurazione è anche l'iniziativa negoziale di Donald Trump, un'iniziativa difficilissima, ma è l'unico elemento concreto sul tavolo, che implicherebbe delle garanzie implicite che sono un grande elemento di rassicurazione, perché tutto lo psicodramma sulle terre rare nella testa di Trump vuol dire schierare interessi e personale americano su suolo ucraino, e quindi quella sì che è una forma di dissuasione nei confronti di Putin, che ha tanti difetti ma non è cretino, ci penserebbe 7-8 volte prima di attaccare interessi e personale americano. L'unica vera rassicurazione è, non dico sostenere, perché Micron non arriva a pensarlo neanche, ma almeno non ostacolare l'iniziativa americana, perché l'unica vera rassicurazione per qualunque uomo libero sta ancora al di là dell'oceano, e spero che stia ancora pertanto al di là dell'oceano e non a Parigi. Grazie a tutti, buona serata. Tra un manifesto e lo specchio